6 anni di crisi profonda e prolungata, dove la luce in fondo al tunnel è al di là del vedersi. Una crisi che ha lasciato sul terreno centinaia di migliaia di imprese, chiuse o fallite, e dove il Veneto ha pagato un elevato contributo di sangue, una settantina gli imprenditori artigiani che si sono tolti la vita. Di fronte a questa situazione, di una cosa sono certi gli artigiani. Non parliamo più di crisi, ci confrontiamo con questa realtà, questa è la nostra realtà, punto. Cioè chi pensa di ritornare agli sfarzi di un tempo può sognarselo. Gli imprenditori che oggi riescono ancora a rimanere aperti sono degli eroi che hanno bisogno di un supporto per tornare ad essere normali imprenditori. È inutile mettere a disposizione somme o inventare leggi o leggine che non diano orizzonti un po' più lunghi rispetto a quelli che abbiamo visto, quindi noi vogliamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare. Fondamentale oggi è l'accesso al credito. L'accordo stipulato tra Confidi, Confartigianato e l'Istituto di Credito Friuladria, che mette a disposizione un primo plafond di 30 milioni di euro, va in questa direzione. Due gli aspetti fondamentali: tempi precisi, 30 giorni per avere l'ok o meno per accedere al credito, e soprattutto una lettura diversa dell'azienda. Vogliamo che le aziende non vengano più valutate solamente per quello che c'è stato, ma per veramente le prospettive di sviluppo che possono avere. È chiaro che qua tutti quanti si devono mettere in gioco da questo punto di vista. Ma gli artigiani puntano il dito anche contro quella che sembra essere diventato lo sport nazionale, ma che mette in ginocchio le aziende che di fatto sarebbero sane. Il non pagare lo sport nazionale. Quindi tu più tardi paghi e anzi se non riesci anche a pagare quasi quasi ti danno la medaglia. In questa situazione complessiva di difficoltà delle imprese artigiane venete si inserisce anche una più ampia questione, quella della fine del modello nord-est. Qualcuno dice che noi eravamo abituati ad arrangiarci, adesso dobbiamo organizzarci. Questo è vero, lo stiamo capendo, non è facile, noi abbiamo anche un'impresa che per tradizione è di origine e si tramanda a livello familiare, non è detto che chi succede abbia le stesse capacità di chi lo precede.